dovrebbe aspettarci il passo del mulo, però è andata giù bene la moto. Bene, se ora vuoi immortalare un tuffo mortale. Aspetta che vada su lui prima. Tagliare il tornantino, ho detto. E anche l'altro giorno l'ho tagliato. E questo tornantino molto difficile, molto bello, peccato un 1, 2, ai, è molto difficile questa salita. Roberto che arriva. Ai. 5, le devo dare 5, mi spiace molto. Rovinato tutto. No, non tirate ladrillo, cazzo. Ma lei fa il film, lui fa la scena per il film. Grazie Roberto, è venuta bene. Questa non dobbiamo rifarla. Ora lo rivedremo ritentare. Ma ritento da qua. Non più su, va. Ecco che ritenta il ghinato. Ecco, ora si presta al secondo tratto che è notevole veramente, molto bene ghinato, quasi come San Marchi. Ok, ci vediamo più su. Ripetiamo, stiamo per raggiungere, siamo nel tracciato che porta alle sorgenti. Certo. Fermi, dichiarazione. Se tiro... È facile, sì. Il penno. Opla. Senti Paolino, tacci un attimo. Oh! Ecco, tanto per non mettere, è identico. Ecco con Paolino. Hai visto quel punto sotto? Oh! Dove va in telecamera? Bene, aspetta. Siamo sulla strada di Laghi d'Olbe. È una strada incredibile. Sopra il piano, perché lì c'è il piano, no? Lassù. Poi si ricomincia a salire. Bellissimo. Comunque, Paolino ha detto questa con la 500 era identica. E hai visto quel punto tutto, ecco lì così. Certo, magnifico Roberto, questo vorrei farlo con la telecamera sul casco. Stai filmando? Sì. Ecco, 2 anni fa sempre con Sandro. No, adesso purtroppo anche oggi non è tra noi per motivi. Ma non so perché non è venuto, non ho idea. Non ho idea, no. Lo compie quasi agevolmente, però non è soddisfatto. Su! Era questo Ezio. Dal manito della strada, Ma era come, guarda Paolo, identica, cioè sotto era brutta per un enduro, ma... Sì, ma fattibile, no, la passata era un pesto, era. Cioè per me questa per il 500 è stata tremenda, e non questo pezzo qua, quello sotto. Sì, questo pezzo qua era.
infatti io mi sono fermato qua, dopo stavo tornando. Ecco Enrico, effettuare il tornante che io non sono riuscito a fare bene perché ero in terza, che Enrico mi ha notevolmente migliorato il cambio ma non è ancora perfettamente a punto, perché in questa salita un pochino ho risentito dello sforzo. Ecco Enrico sotto tele, anche lui sta per giungere al primo pianoro, quota penso quanto? 1700, cosa siamo? Sì, 1700, non so Ecco. sì, Bisognerebbe guardare la... Ecco Enrico che si tiene a monte, vediamo anche lui se fa il passaggio molto bene, l'ha superato meglio di Stefani, siamo quasi nell'inclusione di una gara. Ecco Enrico, un'intervista a caldo al signor Stefani, piaciuto dal punto di vista panoramico, anche questo passaggio trialistico era il carattere abbastanza trialistico, no? Infatti Sandro ci ha lasciato un pezzetto di contagiri del 500 nel tentare di farla di slancio. Non sono riuscito a fare l'aderenza quando dovevo fare corsa per... E l'ho fatta classicamente seduta, poi avevo la sicurezza di Paolino che come ed eccomi giunto ora ai laghi d'Olbe, ecco tutto il gruppo del Franza con il passo del Mulo ed ecco il lago, magnifica pozzanghera a quota 2000, cioè dei laghi d'Olbe. La giornata si è un po' nuvolata ma si tratta di leggere foschie ed ora punto l'obiettivo della telecamera verso il basso e scorgo con notevole dispiacere che nel volgere di 2 anni, ecco c'è, ci sono dei gitanti, ecco le moto arrivare, evidentemente sono state fatte opere per Sappada 2000 per impianti sciistici. Ecco sentiamo, ecco Paolino Milanesi primo inquadrato che si gode sullo sterrato, ecco da poco ai cavalli del PT e giunge anche lui ai laghi. Ci siamo come già visto incontrati qui con lo sfondo del passo del Mulo, meta della nostra prossima tappa. Appunto, lasciato sono le 16:24, momento giusto per la mungitura. Perfetto, un'inquadratura veramente amena. Sì, in effetti rende molto. Che dà sti spazi Sotto la valle, eccolo laggiù, e anche questo faceva parte di una delle tante vedette. Secoli può anche partire che cosa ha cagato sotto? Eccoci, passo del Mulo 2003,56. Ecco Ezio, bravissimo, incredibile, io ho messo 10 minuti a fare quel tornante, 10 minuti esatti, è incredibile. Una 600 sulla... ormai ho capito, quando la ferma più nessuno. Ah no, ferma un minuto, sì. Ferme te! Sì, non starei preoccuparvi voi. Ma arriva dove Sas, Paolo! Ma guarda che da così te forse pinciate le fie, si gira. Sta fermo là minuto. Vediamo se segue i consigli che gli ho appena dato. Ecco, sì, bene. Piano piano. Ma voi davanti, interno o esterno Ah, interno ai paletto. Dai, ponetela sulla schiena come? E ti sul brisciado. Sta più avanti Enrico ti. non posso, ho preso dove sta. Ecco così. Ormai l'hai fatto. Anche l'altro fallo così.